Centinaia di persone questa mattina hanno partecipato al funerale di Giulia Bincoletto, la 25enne che sabato scorso ha perso la vita in un incidente stradale in cui sono morti altri 2 ragazzi. Dopo anni di crisi, i costruttori veneziani tornano a respirare aria di ripresa. L'ANCE lancia un appello perché del Mose vengano concluse al più presto le opere complementari. Dopo mesi di indagine, gli agenti della polizia locale hanno scoperto e chiuso una casa d'appuntamenti in via Fratelli Bandiera a Marghera. I carabinieri hanno arrestato un pluripregiudicato responsabile di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell'area di Mestre. Maltempo, oggi l'acqua alta a Venezia si è fermata a 120 cm, ma per domani mattina il centro maree del comune prevede un nuovo picco di 130 cm. Solidarietà agli ammalati, anche quest'anno Riccardo Povoleri trascorrerà il giorno di Natale in ospedale per portare caramelle in tutti i reparti. Tra i luoghi più colpiti dall'acqua alta di novembre ci sono anche alcuni locali dell'Archivio Museo dei Profughi Dalmati a Castello, uno dei tanti tesori nascosti di Venezia. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. Centinaia di persone questa mattina hanno partecipato al funerale di Giulia Bincoletto, la 25enne che sabato scorso ha perso la vita in un incidente stradale in cui sono morti anche altri 2 giovanissimi. Sorridi anche da lassù. Questo è uno dei tanti messaggi scritti per Giulia Bincoletto, la 25enne che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica scorso in un incidente stradale. Nel giorno del suo funerale, celebrato stamane nella parrocchia di Chiesa Nuova a San Donà di Piave. Centinaia le persone che hanno voluto portare il loro saluto a una ragazza definita da tutti solare e sorridente. Commoventi le parole della sorella. Papà in questi giorni ripete spesso che te ne sei andata proprio adesso, che ti meritavi il meglio da questa vita, adesso che eri felice. Ed ha ragione Giulia, adesso che la vita ti stava ricompensando dalle fatiche fatte con soddisfazioni e giorni sereni. E poi, devo proprio dirlo, non perché eri mia sorella, ma eri bella, bellissima. E il tuo sorriso e la tua energia erano capaci di travolgere tutto e tutti. Giulia ha perso la vita in un incidente frontale contro un'auto a bordo della quale si trovavano Chiara Bresca-Escin di 24 anni, residente a Eraclea, e Matteo Gava di 20 anni, residente a Salgareda nel Trevigiano, morti anche loro nell'impatto. Al termine della cerimonia funebre, all'uscita della bara bianca, sono volati in cielo palloncini bianchi e azzurri sulle note di Quella che non sei di Ligabue, tra le lacrime di familiari e amici ancora increduli. Cambiamo argomento. Dopo anni di crisi, i costruttori veneziani tornano a respirare aria di ripresa. Soddisfatta del nuovo regolamento edilizio comunale, l'ANCE lancia un appello perché del Mose vengano concluse al più presto le tante altre opere complementari. Il Mose è il tema ultimamente, anche perché anche questa mattina abbiamo avuto meno acqua di quella prevista, ma c'è sempre questo fatto che siamo con gli stivali che giriamo per la città. Sicuramente il Mose è un'opera importante che va terminata al più presto. Il completamento del cosiddetto modulo sperimentale elettromeccanico, meglio conosciuto come Mose, rimane una priorità anche per l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Venezia, che però rispetto ad altri appelli analoghi sposta l'asticella un po' più in su, perché, secondo l'associazione di categoria, è altrettanto urgente il completamento delle opere complementari. Opere complementari di riqualificazione ambientale di Marghera, ricomposizione delle barene, ristrutturazione dell'area dell'Arsenale e di molte isole della laguna. Cioè il Mose è un'opera complessa
che ha bisogno di apporti economici importanti. Non vorrei che si alzassero solo le barriere e si dimenticasse tutto il resto. Gli splendori del pre-2007 rimangono lontani, ma perlomeno dopo anni difficilissimi l'edilizia veneziana torna a respirare. Il bilancio di fine anno parla di un più 3,46% di imprese, più 5 di operai e più 7,6 di ore lavorate. Del nuovo regolamento edilizio varato dal Comune, ai costruttori piace siano state finalmente riconosciute alcune specificità tipiche di Venezia, come le altezze interne e le dimensioni minime degli alloggi. Ma c'è un'altra questione che, seppur trattata, non si è ancora esaurita. C'è un tema importante che viene sempre tenuto lì, abbastanza difficile, che è quello dell'adeguamento degli scarichi fognari, che è un tema che a Venezia è molto importante. Importante perché indubbiamente il carico turistico ha un problema su questo tema e bisogna pensare forse di dotare la città di un proprio impianto fognario che ad oggi non esiste. E l'acqua alta questa mattina a Venezia ha raggiunto il picco di 120 centimetri alle 7:40, 10 centimetri in meno quindi di quelle che erano le previsioni di ieri. Si tratta comunque di una marea sostenuta, codice arancio. Il fenomeno si ripresenterà domani quando è prevista un'acqua alta di 130 centimetri alle 7:35, ma viste le continue variazioni meteo il Comune consiglia di monitorare il sito per tenersi aggiornati. Ed ancora cronaca, è stata scoperta e chiusa una casa d'appuntamenti in via Fratelli Bandiera a Marghera. Gli agenti della Polizia Locale di Venezia hanno posto sotto sequestro l'appartamento al piano terra di una palazzina a pochi passi da via Fratelli Bandiera a Marghera, dove avvenivano regolarmente incontri tra prostitute e clienti, una vera e propria casa d'appuntamenti. È la conclusione di un'indagine avviata in agosto dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti. Gli agenti hanno monitorato la situazione per diversi mesi, ma nel frattempo l'attività si era spostata altrove e venerdì pomeriggio hanno effettuato un nuovo appostamento vedendo arrivare 3 clienti nel giro di poco meno di un'ora, tra le 16 e le 16:45. A quel punto l'irruzione. Nell'appartamento c'erano 2 donne di nazionalità cinese, 35 anni, senza documenti. Gli investigatori sono poi riusciti a risalire a uno dei responsabili del giro di prostituzione, anche lui cinese. È stato denunciato. Si è appurato che i contatti tra clienti e prostitute avvenivano tramite utenze telefoniche pubblicizzate su siti specialistici. Ed un'ultima ora di cronaca perché il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio sulla spiaggia di Bibione in zona Faro. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'agente della polizia locale che hanno avuto il nulla osta dalla procura per la rimozione e il recupero della salma. Al momento si esclude il coinvolgimento di terzi nell'accaduto, che sarebbe probabilmente riferibile ad un incidente o ad un gesto estremo. Si sta consultando l'elenco delle persone scomparse da una ventina di giorni sul fiume Tagliamento. Si sta cercando un uomo della provincia di Udine la cui vettura è stata ritrovata nei pressi di un ponte a Morsano, ma non è ancora stata identificata la salma recuperata appunto oggi pomeriggio. Ed ancora cronaca, i carabinieri hanno arrestato un pluripregiudicato ritenuto responsabile di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti nell'area di Mestre. In manetta è finito un 42enne originario di Napoli, da tempo residente in città ed ora rinchiuso nel carcere di Venezia, dove dovrà espiare 4 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a pagare una multa di 2.000 euro. E parliamo ora di Natale e solidarietà nei confronti di chi sta male. Anche quest'anno Riccardo Povoleri trascorrerà il 25 dicembre in ospedale per portare caramelle ai ricoverati. Vediamo. Vado dentro l'ospedale e vado dentro le stanze, li saluto ovviamente augurandogli buon Natale a persone, perché c'è tanta gente che ha veramente bisogno, che la vedi anche abbandonata, che non hanno famiglie, che vanno neanche a trovarli, cioè sono veramente da soli. E allora niente, vado stanza per stanza. Ogni anno, da 31 anni, il giorno di Natale, Riccardo lo trascorre nell'ospedale di Mestre per portare caramelle a ogni malato. Dalle 9 alle 17 circa, in ogni reparto, infettivi esclusi, entra per lasciare una dolcezza e portare un sorriso, grazie ad una generosa rete di solidarietà.
caramelle offerte dai vari commercianti di Venezia, di Mestre, di Mogliano, chi più chi meno, di Preganziol, vari supermercati, le varie pasticcerie che ci offrono caramelle, collaborano tutti e io vorrei ringraziare per questo tutti i commercianti di Mestre e Venezia che sono stati sempre disponibili. Quest'anno addirittura ero andato in Campo San Polo dai miei amici che hanno la tabaccheria, mi hanno detto dai vieni giù a Venezia, vieni giù come tutti gli anni che hai la tradizione, e addirittura io gli ho detto su una pasticceria. Sinceramente non sarei neanche venuto perché avete avuto problema anche voi dell'acqua alta. Ho detto mi dispiace moltissimo, da veneziano so cosa vuol dire questo problema qua dell'acqua alta per i commercianti. Mi ha detto non preoccuparti, ha detto, quello che possiamo col cuore te lo diamo. Chili e chili di caramelle di ogni tipo. Circa 40-50 kg di caramelle, tutti gli anni lo faccio su tutti gli anni. Talmente tante da non sapere dove metterle. Il signor Riccardo ci ha fatti entrare proprio nella sua casa per farci vedere che da giorni non riesce a dormire sul letto perché tutte le caramelle che lui donerà il giorno di Natale ai malati nell'ospedale sono sopra il letto. E una volta nel sacco, come Babbo Natale, parte per donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Ed anche i carabinieri si sono recati ieri pomeriggio nel reparto di pediatria dell'ospedale dell'Angelo, dove comandante e rappresentanza hanno consegnato dei doni ai 20 bimbi ricoverati, regali acquistati grazie ad una raccolta fondi spontanea organizzata dagli stessi militari. Tra i sorrisi di meraviglia e lo stupore dei piccoli pazienti, un Babbo Natale particolare con i pantaloni a strisce rosse e stivaloni trainato da una speciale gazzella con lampeggiante blu sempre in funzione carica di regali, è arrivato in reparto insieme a Biancaneve e ad un elfo, consegnando i giocattoli e suscitando un'atmosfera di gioia e serenità che ha coinvolto anche i più grandi. Torniamo ora a parlare dei danni provocati dall'acqua alta eccezionale del 12 novembre. Tra i luoghi colpiti c'è anche l'archivio museo dei profughi dalmati a Castello, uno dei tanti tesori nascosti di Venezia. Vediamo. Un portasigarette in argento e un fermacravatta in oro, entrambi con lo stemma della Corona d'Austria. L'arciduca Francesco Ferdinando li donò al capitano Agostino Benzoni, comandante del Panfilo della Finanza, che lo portò a Ragusa, prima di proseguire con la moglie Sofia per Sarajevo, dove furono entrambi uccisi il 29 giugno 1914, un assassinio che diede di fatto il via alla Prima Guerra Mondiale. Entrambi gli oggetti sono sotto un'enorme abiura di Galileo Galilei davanti al Tribunale della Sacra Inquisizione, dipinto dal pittore zaratino Giovanni Squarcina negli anni 60 del 1800. Dove siamo? A Venezia, nell'archivio museo della Scuola Dalmata. Qui vengono raccolte tutte le carte relative alla Dalmazia, sia dei tempi storici dei veneziani, sia dei tempi soprattutto del dopoguerra. I nostri conterranei, io sono nativo di Zara, alla fine della Seconda Guerra Mondiale o nel periodo della guerra siamo dovuti scappare e fuggire perché la permanenza in quelle terre era problematica proprio per la vita. Anche questi locali, come la storica e vicina sede quattrocentesca dei Santi Giorgio e Trifone, è stata colpita dall'eccezionale acqua alta di novembre e alcune di queste memorie sono disposte ora ad asciugare, ma sono una piccola parte rispetto ai tesori, piccoli o grandi, che si trovano qui. Abbiamo una biblioteca di circa più di 14.000 volumi catalogati, abbiamo pubblicazioni di giornali, di libri, abbiamo un patrimonio che è unico perché è legato all'unicità di certi testi e anche dal fatto che è raccolto con passione. Raccolta con passione, come la mano della statua in bronzo di Niccolò Tommaseo, che per circa 50 anni campeggiò nella piazza principale di Sebenico, salvata dalla distruzione del resto del monumento ad opera delle truppe jugoslave il 25 maggio 1945. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Continua il tour dell'assessore comunale al turismo nelle scuole per promuovere il senso di rispetto civico anche attraverso un concorso decisamente accattivante. Vediamo.
Enjoy Respect Venezia approda nelle scuole per insegnare agli studenti le buone pratiche di comportamento e rispetto verso la città. Una vera e propria lezione di educazione civica, quella dell'assessore Marche, ha voluto spiegare ai ragazzi i contenuti della campagna e il concorso cui sono invitati a partecipare. Parteciperanno a questo concorso 47 classi di scuole medie e di scuole superiori, sia della terraferma che della città d'acqua. I primi feedback sono molto interessanti, ci sono delle idee anche innovative e credo che questo sia di fondamentale importanza per far venire ai ragazzi una coscienza civica di rispetto della propria città, ma anche di divertimento, perché affinché possano trasmettere ciò a chi verrà a trovarli e diventare dei turisti responsabili in giro per il mondo. Il concorso chiede agli studenti di scuole medie e superiori di produrre materiali di comunicazione in forma di fumetto, video o fotografia, finalizzati a diffondere i principi e i contenuti della campagna. Una commissione giudicatrice composta da esperti nel settore grafico, comunicazione e formazione sceglierà poi gli elaborati migliori, che vinceranno un premio di 1.300 euro con il quale acquistare materiale scolastico e ausili didattici. I suggerimenti, devo dire la verità, che sono molto molto interessanti e colgono una parte che magari chi ha un'età superiore non riesce a percepire. Gli ho chiesto come tradurreste Enjoy, ovviamente la risposta è stata scialla, e Respect invece mi hanno fatto un gesto particolare che è questo, e quindi lo slogan è già tradotto in maniera diversa che può arrivare meglio ai nostri ragazzi. Un'occhiata alla programmazione di Antenna 3, perché lunedì sera nel tradizionale appuntamento di prima serata con Ring a partire dalle 21:15 il governatore del Veneto Luca Zaia sarà ospite di Ferdinando Avarino. Dall'autonomia alla sanità alla situazione politica, molti i temi che verranno affrontati nel bilancio di fine anno del Presidente del Veneto. E siamo ora alla rubrica dedicata ai vostri presepi. Potete continuare ad inviarci foto e video della vostra natività. Se non lo potete fare, contattateci, verremo noi da voi. Alcune informazioni per chi ci manda i video del presepe: se usate lo smartphone effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale. Se inviate la segnalazione via mail, fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo ed il numero di telefono al quale contattarvi. Ed ora, appunto, per la rubrica dedicata ai vostri presepi andiamo a Spinea, dove si sono dati appuntamento artigiani, artisti, associazioni e semplici cittadini per esporre le proprie rappresentazioni della natività. Vediamole insieme subito dopo il meteo. Arrivederci. Questa iniziativa è quella di riproporre una tradizione che tra l'altro quest'anno è stata valorata ancora di più dalla nota pastorale del Papa, che ha proprio scritto del presepe, no? Ecco, un aspetto tradizionale che però risveglia valori, riferimenti evangelici che possono renderci capaci di riumanizzare la nostra vita, senz'altro, specialmente le nostre esperienze familiari. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona il nostro territorio, ma nella giornata di domenica 22 dicembre causerà ancora una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto cielo molto nuvoloso al mattino con precipitazioni diffuse anche consistenti. Poi fenomeni in esaurimento a partire dai settori occidentali con ampie schiarite e tempo via via più asciutto. Limite della neve intorno ai 1000-1300 metri. I venti saranno moderati da nord-est. Temperature in lieve calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 10 e 12 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui instabile con precipitazioni specie in mattinata, ma anche in questo caso migliorerà dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo dapprima qualche pioggia, ma anche in questo caso dal pomeriggio sarà più asciutto e anche maggiormente soleggiato. Temperature minime che torneranno ad essere sotto zero, massime sui 5 gradi e quindi anche in questo caso in calo. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.